Ciao bellissimi! Oggi ho avuto la risposta dal Dipartimento della Salute e sono positivo. Come sapete sono molto ottimista, quindi era difficile non esserlo. A parte gli scherzi, sì, ho il coronavirus, quindi sarò a casa almeno fino al 2 di dicembre. Come vedete non sto particolarmente male. La cosa più fastidiosa in realtà è una stanchezza generale e la mancanza di sapori e odori, che è veramente fastidioso. Però rispetto a tante persone che hanno avuto problemi più seri non me la sento di lamentarmi. Lato negativo per il canale è che non posso fare piccoli viaggi, quindi non posso continuare la serie di video che avevo iniziato. Quindi ho deciso di continuare a raccontarvi qualche leggenda popolare friulana. Quindi vi parlo di qualche altra creatura che abita nelle nostre terre. Oggi è giovedì e ho deciso che il giovedì farò dei video più brevi, quindi un video abbastanza lungo per la domenica dove magari racconto la storia di una creatura un po' più conosciuta con più dettagli, e il giovedì invece vi racconto la storia di qualche essere molto più sconosciuto di cui però si ha poche informazioni, quindi magari c'è poco da raccontare. E oggi ho deciso di parlarvi dei Paenins. Ma chi sono i Paenins? Allora, i Paenins sono una stirpe di nani. Una stirpe di nani che abita in Carnia. Sapete, la Carnia è quella zona del Friuli Venezia Giulia che parte più o meno a ovest di Amaro e a nord di Tolmezzo, circa, quindi questa bella porzione del Friuli Venezia Giulia. E in Carnia c'è una foresta. E in questa foresta c'è un castello. E in questo castello c'è un tesoro gigantesco. Si dice che tante persone siano andate alla ricerca di questo tesoro e si dice anche che 3 persone l'abbiano trovato, 3 boscaioli. Il problema è che non sapevano che questo tesoro era custodito dai Paenins e non sapevano che i Paenins sono dei nanetti piccolini ma malefici, sono proprio cattivi. E infatti due di questi boscaioli sono stati accoltellati e uno ha perso la testa, proprio tranciata di netto. Paenins, bella gente. Ma cosa significa Paenins? Da dove deriva questo termine? Paenins deriva da paganus, che è un termine latino, significa abitanti della campagna, ma vuol dire anche piccoli pagani, perché si contraddistinguevano dal fatto che non erano cristiani. In realtà tutte le creature leggendarie del Friuli in qualche modo si contraddistinguono dalla religiosità cristiana. E non ve l'ho mai detto, ma tutte queste creature sono scomparse da un momento preciso, esattamente dal 1924 col Concilio di Trento. Non ho trovato molte informazioni a riguardo, però dicono che dopo questa data tutte le creature sono scomparse. Era così anche nella Roma antica. C'è chi confonde i Paenins per il Macchiarot, o meglio, in alcune zone del Friuli queste due figure un po' si mescolano, ma sono molto distinte, molto differenti. Del Macchiarot parliamo domenica perché c'è molto di più da raccontare, molte più leggende, molti più dettagli. Oggi mi fermo qua, vi ho dato una news, vi ho raccontato dei Paenins. Ora sapete quanta attenzione dovete fare quando raccogliete funghi in Carnia e vi saluto già, vi ringrazio per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto e ci vediamo domenica col Macchiarot. Ciao belli!